Ci siamo! Su Radio Padania Libera un saluto da Sammy Varin, RPL, Radio Padania Libera, anche questa settimana diventa musica indipendente, settimanale appuntamento con le buone vibrazioni della musica territoriale, con gli artisti, le tendenze, a volte, anzi abbastanza spesso, il piede nel passato, sì, perché non si può guardare al futuro senza ricordare il passato, ed è proprio di passato che parleremo tra pochissimo, perché è in arrivo Fausto Terenzi, signori, non può fare a meno di venirci a salutare ogni tanto sulle frequenze di Radio Padania, ma avremo anche altri ospiti. Il primo ve lo lancio subito nell'etere, anche perché ci è venuto a trovare preparando addirittura una canzone dedicata alla Padania. Arriva da Brescia, è Gianfranco Benedetti.
Luna Radio con Gianfranco Benedetti da Brescia, ma adesso l'avete già visto se avete acceso il sito radiopadania.org, c'è lo streaming video, è arrivato nei nostri studi Fausto Terenzi! Come se l'è brutto, ma tu l'hai detto da brutto. Non sta parlando di me, no, Ronnie Jones. Sta parlando di Ronnie Jones, che attendavamo anche lui, non è detto che magari ci faccia lo scherzo, arriva un po' più tardi. No. Il bello della diretta è questo, che noi siamo sempre aperti, via Bellerio 41 Milano, citofonate, Radio Padania, scendete giù. Citofonare Giuse. Come va Fausto? Si tira avanti, dai, da poveri vecchiarelli si tira avanti. Sì, il vecchiarello della radio. Apriamo intanto le linee, se ci seguite nella diretta del martedì tra le 13:10 e le 14, 0266 20 3529 per entrare in diretta con Fausto Terenzi. Cosa si muove? Devo far arrabbiare i milanisti. Dai, ecco. Anzi, i bilanisti, perché tu sai che c'è questa grande storia di internet, no? E purtroppo c'è Galliani che è arrabbiatissimo con i suoi perché dice come mai c'è internet e noi non abbiamo una rete. E allora hanno fatto la rete per loro. Dopo internet arriva Milan Wunsch. Eccolo lì. Siete pronti a replicare in diretta su Radio Padania? Replicate pure a Fausto Terenzi. Siamo pronti a questo e ad altro, ma noi lanciamo anche canzoni come fossero caramelle. Cos'è questa? Si può parlare in dialetto? Si deve. Prima parlavamo in bresciano mentre arrivavi. 030 Brescia. Ecco, Brescia. Come niente fosse. Ne approfitti perché i nostri ascoltatori a quest'ora magari stanno lavorando, c'è la pausa ma non possono telefonare, per cui non hanno armi. Finalmente c'è l'alternativa a internet. Milan Wunsch. Dai, lancia questa. Allora, hey you, BTO, Beckman, Turner, Overdrive.
veramente amabile tra due big della radiofonia, perché c'è anche il Bubu che qualcuno conosce. Ven chi a salutare, dai. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Questo invece non è mai stato nell'ambito dell'FM, dello spettacolo eccetera. Sei un novizio, sei appena arrivato. Sì, appena arrivato, bello fresco. Di cosa ti sei occupato negli ultimi 40 anni? Negli ultimi 31 di vendita di componenti elettronici. Dai, vedi che è diventato un bravo ragazzo. Hai visto? No, però non ho mai abbandonato la musica, però che mi ha fregato la musica. Mi ha fregato l'elettronica e mi ha fregato la musica, hai capito? Non dirlo a noi. Hai capito? Purtroppo. Di cosa stavate parlando? Perché intanto io cerco... mi sta correggendo il nome di Kenneth Head. Vedi? Kenneth It. E di Born to Be Alive nella versione originale. Io ho dato una brutta notizia perché lui è un ammiratore di una canzone e purtroppo l'ha scritta un pedofilo, e allora io non voglio avere a che fare con quella gente lì. Ma Gary Glitter, io ho trovato rock and roll. Esatto, la sua è proprio questa. Quindi, purtroppo era un grande artista, ma era un grande pedofilo. C'era la faccia, censuriamo. Però possiamo dire, se vuoi possiamo dire in amicizia, Tom Hooker chi era in verità. Tom Hooker chi era in verità. Però questo non so se possiamo dirle in radio. Ma si può dire ormai siamo pronti a tutto. Siamo pronti tutti. Salutiamo Denarov allora. Denarov da Bresso. Ci manca. Stefano, esatto. Non mi risponde più al telefono, ha cambiato telefono. Ma magari è in qualche isola dei famosi, perso, lasciato. Sta piangendo. Lui è un ex parà come me, quindi mi ha sempre risposto. Solo che purtroppo ultimamente non sono più riuscito a sentirlo. Il numero che mi ha dato risponde una signorina e tu quando si risponde la signorina agganci su niente, non parlo. L'ho cancellato. La serietà del Fausto Terenzi. No, perché non voglio commettere errori. Questi ragazzi li trovi tutti al SIO. In verità, quante volte al mese? Al SIO, tu Radaelli. No, non vado mai. Tu non vai, però li trovi almeno una volta al mese al SIO, li trovi lì che si divertono, ridono e scherzano. Io ormai non faccio più parte di quella schiera di persone, ormai sono fuori dal giro. Sì, peccato che l'ho trovato poco tempo fa al Legend, che si divertiva a presentare ancora. Quando c'è da fare beneficenza sono sempre in prima fila. Ecco, questa è appunto una cosa che non ti sei fermato, nonostante le sfortune della vita. Il Fausto Terenzi su questo non molla e si fa vedere in queste serate. Adesso approfitto per dire che l'8 di maggio ci sarà una grande serata in commemorazione di un artista che non c'è più, si chiama Ricky Maiocchi, era il cantante dei Camaleonti, e al Memos, un bellissimo locale di Milano, ci sarà una rassegna con tanti gruppi dell'epoca. Viale Monte Ortigara 31. Esatto, io sarò là a presentare come al solito e speriamo che ci sia tanta gente, perché i soldi che raccoglieremo andranno a buon fine. Allora, ripetiamo bene quando e dove? Il Memos, il più bel musical di Milano. 8 maggio alle ore 21 larghe, 22, 21:30, tutto dei Gian Burrasca con Franco Malgioglio. Certo, grande Franco, grandi musicisti, non c'è registratori, non c'è nulla, c'è tutto dal vivo, e si ricorda un grande artista che risponde al nome di Ricky Maiocchi, l'ex leader dei Camaleonti. Bello, perché come dicevamo prima è bello ascoltare musica nuova, nuove tendenze, ma se non si conosce il passato... Ci sono i veri musicisti, quelli che sanno suonare, non quelli che fanno finta col computer. Sì, e oggi col computer è davvero una stupidata. Ci sono circa 100 artisti che gireranno sul palco, gestiti da Franco Malgioglio e da Alberto, scusami. Ci sono anch'io. Sì, vabbè, c'è Fausto Terenzi, ovviamente. Io dico le stupidate, sono lì a... scusami, Alberto Simon Luca. Alberto Simon Luca. Sì. La storia. E pensa che questo Ricky Maiocchi, magari qualcuno se lo ricorderà, perché la sua carriera finì nel modo peggiore che si possa dire. Durante una serata gli vendettero un orologio rubato, lui lo acquistò, allora non c'era l'incauto acquisto, in quei tempi là era un reato gravissimo e dovete smettere di cantare, pensa un po'.
Che cavolo, e questa era l'Italia di qualche anno fa, che forse era peggio di quella di adesso. Peggio di quella di adesso è impossibile. Sì, stiamo toccando comunque dei limiti se ben ricordo interessanti. ha scritto per una lira. Se ben ricordo. Per una lira l'ha scritta sempre il duo Mogol Battisti. Ma l'ha cantata anche Ricky Maiocchi. Ha cantato Cecchi Spera, ha cantato uno dei tanti, ha cantato un sacco di belle canzoni. Sì. Scialalala dei Camaleonti. Insomma, era un grande artista, e purtroppo lo rovinarono per colpa di quella piccola cosa. Adesso uccidono la gente per strada, gli danno il premio. E allora, se rubavi o compravi un orologio rubato, eri finito. Ma se pensiamo a Mina, che ebbe un figlio fuori dal matrimonio e la levarono dalla Rai, certo. Cioè, questa era l'Italia degli anni 60, ragazzi. E anche adesso bisogna stare attenti a quello che si dice. Guarda cosa non ci dicono contro noi di Radio Padania, solo perché non seguiamo il pensiero unico, ci danno dei razzisti solo perché vogliamo far rispettare le leggi. Io dico una cosa: se quei 300.000 euro che buttiamo via ogni giorno per andare a recuperare i disperati li usassimo per i nostri pensionati che vanno a raccogliere l'immondizia nei mercati, io credo che faremmo una gran bella cosa. E invece no, dobbiamo accogliere chiunque viene qua. Io ho lavorato all'estero per tanti anni, sono andato col documento, col permesso di lavoro, e ogni notte venivano a bussarmi alla porta per vedere chi dormiva con me, hai capito? Ma io me ne fregavo perché ero in regola, capisci? Invece, se uno vuole lavorare, viene qua con i documenti, non viene qua sperando in Dio, hai capito? Perché poi la metà scappano. Dicono che vanno in Svezia, vorrei vedere quanti vanno in Svezia. Poi soprattutto senza documenti, mi chiedo, ma scusa, arrivano in Svezia senza documenti, secondo te cosa li fanno? Li rimandano indietro? Ma non li fanno neanche passare dalla Svizzera, figurati. Siamo noi i deficienti, che noi facciamo buoni con tutti meno che con noi stessi. Noi siamo ospiti sgraditi in casa nostra, va bene? Questa è la verità. Fausto Terenzi a tutto campo, signori. Chi vuole intervenire? 0266203529. Il bello del Fausto Terenzi che non ha peli sulla lingua. Non me ne frega niente. Se pensa a qualcosa lui lo dice, e chiaramente ci sono stati molti altri che ne hanno approfittato dicendo: ah sì, Fausto Terenzi parla troppo, basta, allora niente, perché è comodo avere uno che dice solo quello che deve dire. La gente mi vuole sempre bene, e io fin quando avrò uno che mi vuol bene continuerò in questo lavoro. E poi quanti ascoltavano il Fausto Terenzi show e tutti zitti ascoltavano il Fausto quanti l'hanno copiato? Quanti? Esatto. Lui è nato, la radio è nata col Fausto Terenzi show, e posso dire una cosa mia particolare, è con Sandro Bramati e dai che ce la fai. E Radio Peter Flowers e Gigi Farina. Sandro Bramati e Gigi Farina, Radio Peter Flowers, erano la coppia con Fausto Terenzi. Sono arrivati dopo. Sì, sono arrivati dopo, e hanno fatto anche un gruppo musicale, se ben ricordo. Gigi era un amico carissimo, po' che non lo vedo. Vedete che ce ne sono Luigi Farina di ricordi, mamma mia se ce ne sono. Dai, lancio un pezzo del Fausto Terenzi show, tanto per le nuove generazioni, no? Metti sulla stupidata, dai. Non lo so, io tiro a caso, vediamo cosa viene fuori sul cursore. Ho lasciato la macchina giù, me l'hanno ammaccato. Vabbè, dai, confronto ai problemi che ho io è roba da poco. Ma tu, questo sta sempre un problema, questo sta sempre un problema. No, perché a me appassionano le cose che succedono nel mondo. E allora ho saputo che in Kenya, mi hanno detto degli amici, c'è una base spaziale italiana, una base San Marco, e nella quale pare vogliano intervenire attivamente, vogliono compartecipare anche gli americani della NASA. Ora, secondo te, il fatto di coinvolgere gli americani anche nella scienza, nella tecnologia italiana, è positivo oppure no? È positivo, Paolo, perché gli americani sono forti. Voglio fare una pista lì, vogliono fare. Fallo, che vuoi, stai tranquillo. Ciao Dogui. Catturati, è arrivato il capoluogo. Zambo Rafiki, ho sentito parlare di Kenya e mi è venuto spontaneo salutarvi, che vuol dire ciao amici. Sei spesso da quelle parti, Io sono spesso da quelle parti, sono 2 anni che manco, ma l'ho frequentato il Kenya per circa 10 anni, di conseguenza io so che c'è una base, allora è vero. c'è una base spaziale italiana che si chiama San Marco, che è 80 km distante da Malindi andando verso Lamu. È una base spaziale da Malindi andando verso Lamu,
c'è una base spaziale che si chiama San Marco, progetto San Marco. Ho capito. E qui appunto sul giornale invece leggo che la NASA vuol mettere la NASA dentro. Vogliono partecipare a questo discorso. Tu non hai qualcuno che ci può dare delucidazioni? Proviamo a chiamare tutologo. Ancora? Ma in che condizioni era? Ieri sera stava bene. L'hai visto anche te? Era lucido ieri. Siamo andati ieri sera a quella serata. Era lucido, può dare oggi si può dare. Perché in forma lo chiamiamo. Chiami. Zac, per favore, fammi il numero 666-266. Proviamo un attimo. Senti Paolo, non fare il mio nome, No, vabbè. Sembra libero sto telefono. Pronto, buongiorno, è il 666-266? Sei sempre un latte. Vabbè, ma dai. Buongiorno. Signor tutologo. Che sono gli occhi spalancati, no? Vabbè, è mia colpa mia. Per colpa del gesto. Senta, mi ha detto un amico. Sì, in questo momento anche gli occhi triscono a telefono, che sistemano. Senta, non cominciamo ad offendere. Io la considero solo perché gli amici mi hanno parlato bene di lei. No, non c'è qui niente. Vabbè, allora come faccio? Ci siamo noi, stiamo facendo una trasmissione. Allora, che trasmissione che fate? la questione è questa. Che Sì, è di là il dog. quello lì è la marchetta che lì. Praticamente qui arriva. Finisce tutto e voglio Senta, le vostre cose non mi interessano, io voglio soltanto porle. No, dico che ieri sera un po' jazz. Grande Foss ha fatto il bello e il cattivo tempo, però è sparito. Senta, non sapevamo quando andare a casa. parliamo di cose serie. Allora è andato un po' a Michele io stavo a casa, Parliamo di cose serie? parliamo di cose serie. Bene. Allora, è arrivato. pare che in Kenya ci sia una base spaziale italiana e che gli americani vogliano creare una pista d'atterraggio. Non sapevo mica qui, non mi dice. No, ma allora è vero che gli americani vogliono fare una pista d'atterraggio in Kenya? È vero o no? Lo dici, c'è la pista e andiamo a vedere. Come andiamo a vedere? Come si chiama quello lì? Senti Giorgio, Giorgio, sono il Dogui. Ieri sera sei stato visto frequentemente, cioè praticamente hai dei disturbi all'intestino, perché continuavi ad andare avanti e indietro. Come me continuavi? Allora, scusi, la NASA interviene oppure no? Interviene sempre. La NASA c'è? Sempre. La NASA non arriva a mandare. A proposito, visto che ho messo il sveglio, io no. C'è qualcosa? Ma che cosa? Sembra chiedere le mosse. Ma è possibile che mai si capisce niente di quello che dice lei? Allora, la NASA fa la pista? È andato. Niente, è andato. Cosa vuol dire? Cosa significa? Bisogna giù parlare in direzione e liberarsi da questo individuo. Io non lo chiamo più. Hai detto che sapeva tutto, questo qua non sa niente, non sapeva nemmeno se c'è la NASA lì. Chiedete scusa al pubblico. Il Fausto Terenzi Show, anni 90. Questo era il tipico drogoloso da night, hai capito che a una certa ora non capiva più niente, parlava in un modo con la bocca storta, hai capito? Ce n'erano tanti ai tempi, ce ne sono purtroppo anche adesso, cosa vuoi fare? Sì, ecco, in questo non si è cambiati. Parlava solo di piste, di sala Jessit, con le cretinate lì che purtroppo affascinano ancora, hai capito? Ed era la presa in giro del drogoloso. Signori, Fausto Terenzi Show, che trovate facilmente su YouTube digitando Fausto Terenzi Show, ma il Fausto Terenzi lo trovate tranquillamente attraverso il Facebook che tutti ormai abbiamo. Il bello della tecnologia è che potete contattare un grande che ha fatto le prime radio private come Fausto Terenzi facilmente scrivendogli proprio direttamente su Facebook. Ha lavorato con uno grande, Leonardo Rececconi, che è sempre da salutare quando si è in diretta con Fausto. È stata veramente... Che anni erano? Era fine anni 70. Era un grande artista che purtroppo ci è venuto a mancare qualche anno fa, e i soliti intelligentoni che l'avevano, come si chiama, sotto contratto, non lo fecero lavorare. E lui, uno dei motivi per cui morì prematuramente, era per il dispiacere di non andare in onda a parlare col suo pubblico. Ma noi lo ricorderemo sempre perché è stato e sarà sempre un grande
grande Leonardo Rececconi. Okay? Minimo, un grande ricordo, e soprattutto cercate di capire voi ascoltatori, è difficile da ascoltatori, ma pensate a una persona abituata a trasmettere emozioni, sensazioni, divertimento, ironia, ma anche tristezza attraverso il microfono, lo fai per mesi, lo fai per anni, poi di colpo questo microfono ti viene a mancare. E lo stesso Fausto Terenzi, signori, anche questo signore qua di fianco a me non ha facilità a entrare sulle radio importanti, sei stato censurato. Questo per me è importante, quindi non mi minimo, per noi tu sei importante, in effetti Radio Padania appena può ti dà subito degli spazi, perché con grandissima simpatia il pubblico in tutta Italia e in Europa sente parlare il Fausto Terenzi e dice cacchio, Fausto Terenzi c'è ancora, fa divertire come non mai. Chiaro che siamo un po' arrabbiati perché le radio, quelle ufficiali, quelle commerciali, fanno troppo le fighe, hanno la puzzetta sotto il naso. Sai che qualche tempo fa era uscita la notizia che ero morto? Sì, anche questo. Ti hanno portato fortuna, ti hanno portato... Il bello che ho aperto, io non apro mai il computer perché non sono capace, non so neanche spedire gli SMS, io uso ancora il piccione. E come si chiama? Apro e leggo Fausto Terenzi morto, un attimo che mi tocchi. Sì, no, meglio toccarsi, tocchiamo. No, Porta fortuna, signori, ma adesso ci colleghiamo penso con la Puglia. Abbiamo Carlos Solito, 36 anni, pugliese, salentino, viaggiatore, fotografo, scrittore, filmmaker, che coglie dettagli, pose, momenti nelle declinazioni più diverse. Lo salutiamo, Carlos! Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Questo è in gamba, signori, ma soprattutto avete la possibilità di vederlo anche qui nell'Interland di Milano. C'è una mostra che è attiva per qualche settimana, però dovete prenderla a velocissima. C'è una telefonata in attesa? Allora aspetta, mandiamo la telefonata in attesa e poi sentiamo il Carlos. Pronto, salve. Uela. Sentite? Buongiorno. Io sono Vincenza, chiamo dalla Sicilia, le vostre frequenze arrivano fino a noi, adesso non so, prima non riuscivamo a sentirvi, adesso sì, volevo farvi complimenti al popolo padano, massima solidarietà per tutte quelle che sono le vostre tematiche. Ma da che parte della Sicilia? Io chiamo dalla provincia di Palermo, chiamo da Carini. Bello. Io amo Palermo come nessuno perché ho tanti amici ed è una città... Da qualche tempo che riusciamo a sentirsi, è veramente meraviglioso che il popolo padano abbia questi ideali, è condivisibile tutti i giudizi che esprimete nei confronti del governo nazionale, il giudizio in merito all'operazione Mare Nostrum, a tutti gli sprechi, è pienamente accettabile. Io auguro al popolo padano di riuscire nei vostri intenti, perché avete ragione in miliardi di cose, ve lo dice una siciliana. Certo. E io ti ringrazio, ma è una battaglia... La questione meridionale non è mai stata risolta, siamo due popoli diversi ed è giusto che il parassitismo del sud lo pianga come conseguenza il sud e non l'intera nazione. Ecco, tutto qua. Guarda, la Sicilia è una terra strepitosa perché ha della gente pulita, meravigliosa, che non solo ti accoglie ma ti abbraccia, chiunque sia la persona che va a bussare con gentilezza è sempre accolta in un modo, e io lo so perché ho tanti amici in Sicilia e amo quella terra meravigliosa. Grazie cara. Peccato ci sia nel governo di quella regione delle persone che non sono adatte al loro popolo. È un vero peccato. Grazie, approfittiamo per salutare tutti coloro che ci seguono in tante frequenze in giro per l'Italia, ma anche attraverso il satellite, attraverso internet, attraverso le nuove radioline DAB, e ricordiamo che la battaglia che sta facendo Radio Padania e la Lega è una battaglia da combattere tutti quanti insieme contro quest'euro, contro quest'Europa e contro tutto ciò che sta avvenendo sul fattore immigrazione, cose che non possiamo più accettare. E il 25 di maggio, quando si va ad elezioni, la Lega si presenta in tutta Italia, quindi chi vuole votare PD può votare PD, siamo in par condicio, bisogna nominare anche gli altri partiti,
potete votare quello che vi pare, anche il nuovo centrodestra, ma la Lega si presenta in tutta Italia, isole comprese, con candidati non paracadutati dall'alto, ma assolutamente che vivono e che conoscono le problematiche del territorio, e questo è importante. Chiusa la parentesi politica, mi scuso con Carlos che abbiamo in linea. Ci sei ancora, Carlos? Certo, ragazzi. Certo. Oh, senti, ci devi un attimo raccontare di questa mostra a Parabiago. Siamo nell'Interland di Milano, attiva fino a metà maggio. Di che cosa parla? Di che cosa parli tu con le tue fotografie? Allora, diciamo questo evento fotografico di street art fotografica, per lo specifico, a Parabiago, è un evento promosso da Uovo Gallery, che è un format in cui mensilmente sceglie delle location in giro per l'Italia, ma non solo, location urbane, e le stesse poi vengono vocate a delle vere e proprie gallerie d'arte a cielo aperto, ovvero vengono stampate queste gigantografie con le quali si decorano, si abbelliscono, ma anche si impreziosiscono dei centri urbani minori, tale per cui magari fuori dalle rotte dei grandi centri la gente del posto che magari volesse vivere delle parentesi d'arte, chiamiamole così, praticamente l'arte va a casa loro, sotto casa, tra le proprie vie, quindi si scoprono queste parentesi inerenti alla fotografia, alla pittura. E Parabiago, insieme al comune di Penne, in Abruzzo, ospitano, per le loro vie, ospitano questa mia mostra fotografica, o meglio, una costola di questa mia mostra fotografica, che è A Piccoli Passi, una mostra dedicata ai riti della Settimana Santa in Puglia, inaugurata lo scorso 12 aprile, tuttora in mostra fino appunto ai primi di maggio al Museo Diocesano di Taranto, al Mudi, e che appunto racconta in bianco e nero, con questo neorealismo, con questa bicromia a cui sono tantissimo affezionato, e che per certi versi mi rifaccio un po' al primissimo Pasolini, a Visconti, a De Sica, a Fellini. Io racconto i riti della Settimana Santa in Puglia. La mostra si chiama A Piccoli Passi e appunto racconta queste piccole gestualità, questi piccoli gesti di fede che appunto in summa fanno Settimana Santa, devozione e fede. Ma guarda che è una roba poi, particolare. Sai che è bello veramente distinguere l'arte vera dallo scarabocchio che purtroppo vediamo spesso e volentieri sui muri. Dicono che sia arte, quelli sono scarabocchi, non solo l'arte è quella di cui ci parlava Carlos, la fotografia, la pittura, la scultura, quella è arte. L'arte deve rappresentare qualcosa di bello, non qualcosa di inutile, o no? Caro Carlos, senti, ma allora spiegami un po', chi gira per le vie di Parabiago in questi giorni vede le tue opere in giro per il paese? Sì, praticamente ci sono alcune vie del centro di Parabiago dove ci sono queste gigantografie di alcuni scatti, e la cosa bella è come dire, la Settimana Santa, le ritualità inerenti appunto questo momento questo alto momento della cristianità, praticamente nonostante io abbia documentato la Puglia, io sono un pugliese, un salentino, però riguardano tutta l'Italia, tutto il Mediterraneo, perché comunque come dire, è una sorta di espressione comune che va dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia e che praticamente racconta questo vivere attraverso le nuance, le tonalità del folklore locale, che è appunto la Settimana Santa, che giustamente non può avere geografia, non può avere nord e sud e centro, bensì deve avere un'unicità che è appunto dettata in questo caso dalla passione, dalla fede che appunto si mostra. Mostriamo l'orgoglio della cristianità, che noi siamo cristiani, dobbiamo dirlo ai 420, non dobbiamo vergognarci, giusto? Perché la nostra fede non ha confini e abbraccia tutti, ecco qual è il vero problema. Diciamo che ci sono alcuni che non amano particolarmente i cristiani e lo fanno notare. Ecco, Bubu c'ha una croce appesa al collo e non la potresti ostentare così facilmente in altre zone del mondo. L'hanno strappata in un luogo dei loro, me l'hanno strappata dal collo. Mamma mia. Sono stati fortunati che erano veloci a correre, perché se no se lo beccavo lo ammazzavo. Carlos Solito, cercatelo su internet. Dove ti si trova, Carlos? Su Facebook ho un mio profilo, su Twitter, su Instagram, e poi ho un sito eternamente in costruzione
perché praticamente non ho mai tempo da dedicargli, in quanto sono sempre itinerante in viaggio, però diciamo è una delle cose che vorrei fare quando diciamo mi acquieterò un attimo. A proposito di viaggi, signori, il Carlo Solito ha fatto anche un viaggio a Londra con Omar Pedrini, e scherzando naturalmente, perché il video che hai fatto la regia è ambientato tra la Basilicata e Londra, per l'esattezza. Sì. Tu sei regista di questo video della canzone di Omar, insomma. Sì, che ci vado a fare a Londra, è stata un'esperienza straordinaria. Perché appunto partendo dal sud poi siamo approdati con Omar in questo suo brano assolutamente nuovo, fresco, che rilancia Omar alle grandi, come dire, alla grande scena nazionale, non solo. Quindi ci siamo divertiti, abbiamo concepito insieme questo progetto video da accostare alla al singolo che ci vado a fare a Londra, ma anche al suo album, e che credo stia dando i risultati giusti, sperati, ovvero quello di tante belle visualizzazioni e, come dire, un nuovo punto di vista. Cercatelo su YouTube, che ci vado a fare a Londra, Omar Pedrini. Ciao Carlo! Abbiamo bisogno del bello, abbiamo bisogno di vedere belle cose. È un momento brutto, vogliamo il bello. Sì. Se lui è del Salento sicuramente vede solo cose belle. Io ho vissuto un anno a Ostuni ed è splendido il Salento. Fai un giro in via Pellegrino Rossi. Sì, no, quello non è Salento, quello. Per dire dove viviamo noi. Carlos, un abbraccio, buon lavoro! Ciao ragazzi, ciao. Arrivederci, ciao. C'è anche l'alternativa via Padova. Sì, via Rubattino, c'è Rubattino che dice Ragazzi, ce ne andiamo, non prima di aver ringraziato Fausto Terenzi, il Bubu Perego, ma soprattutto la presenza di chi ancora crede nella radio, nelle emozioni che si trasmettono attraverso il microfono. Non abbandonate mai la radio, perché è l'unico strumento necessario, poiché trasmette sempre emozioni, qualcosa di buono. Quindi non abbandonatela. No. Fatela abbandonare a quei cani che hanno la possibilità di parlare in certe radio. Che io quando li sento... Ne avremo una lista lunghissima. Ci sono certi cani che hanno la fortuna di lavorare, hai capito? Meno male che chiudiamo, se non inizia a fare i nomi e andiamo nei guai. Facciamo i nomi. C'è per esempio quello... No, ciao ragazzi, alla prossima! Si basa a stupidate tutto il pomeriggio, per esempio, uno a caso. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao! Ciao! L'Istituto Nazionale